Viviamo sott'acqua, tranquilli, c'è la bonifica. È il titolo del convegno organizzato dall'Associazione Culturale Monsignor Giovanni Marcato per far conoscere ai cittadini del territorio che cos'è, come opera e qual è l'importanza della bonifica idraulica per mantenere asciutto un territorio che sarebbe altrimenti perennemente sotto il livello del mare. Questa sera veniamo ad ascoltare da un esperto quello che ha fatto negli anni e che sta facendo tuttora la bonifica, perché io credo che i cittadini non siano a conoscenza dell'importanza di questo ente, del consorzio di bonifica, e quindi sentire quelle che sono le tutele che questi ci procurano è sicuramente importante. Il nostro compito è quello di mantenere in piena efficienza e dare quindi risposte di sicurezza idraulica e di gestione dell'acqua. L'acqua è vita. L'acqua è ambiente, l'acqua è paesaggio e noi cerchiamo nel migliore dei modi, con impianti in piena efficienza, di mantenere questo delicato equilibrio in un territorio molto fragile che, come ha detto lei, è per gran parte sotto il livello del mare. È un'attività importantissima che serve a tutti, non solo agli agricoltori, ma a tutti i cittadini di questo territorio, perché è un bene comune che funziona da più di 100 anni in questo territorio e che sempre ha fatto bene e che deve continuare a farlo, migliorando anche gli aspetti molto importanti che sono di carattere ambientale. L'opera continua di manutenzione dunque è strettamente necessaria per permettere la tranquilla convivenza con il nostro amato territorio, ma le preoccupazioni non mancano. La difesa idraulica è anche costituita da opere di difesa idraulica dai grandi fiumi, che sono di competenza degli enti pubblici, quelli igieni civili, le difese a mare e tutta un'altra rete di opere di difesa che devono essere tutte integrate per garantire la sicurezza dei cittadini. Per quanto riguarda le nostre competenze, noi cerchiamo di proporre agli enti pubblici i nuovi interventi, sperando che ci vengano finanziati per poterli realizzare, perché, come ho detto, la nostra competenza con i contributi dei consorziati è solo la manutenzione di queste opere. Per quanto riguarda i grandi fiumi tipo il Piave, che continua a preoccupare perché non è stato fatto nulla dal 66 ad oggi per metterlo in completa sicurezza, abbiamo anche promosso dei convegni, chiamando anche degli illustri professori tipo il professor Dal Paus a Musile, per richiamare all'attenzione dei politici e della gente la necessità di fare questi grandi interventi che dipendono dalle strutture pubbliche preposte in questo caso.